Mi pare che stia emergendo un quadro completo di un sistema di spartizione delle grandi commesse pubbliche basato su un patto consociativo tra le principali forze politiche venete. Mi pare che questo sia il dato principale su cui intervenire con la massima urgenza. È necessario riaprire il mercato, fare in modo che le aziende che lavorano siano non quelle amiche, ma siano quelle più brave, perché al di là degli aspetti penali, al di là degli aspetti relativi alle responsabilità individuali su cui la magistratura insomma, sta lavorando, mi pare finalmente bene e poi le responsabilità emergeranno, ma il dato politico importante è che nel Veneto ci sono molti mercanti, ma non c'è da molti anni il mercato, cioè non c'è lo spazio che permetta di selezionare le imprese con il criterio di quelle più brave, più capaci di innovare, più capaci di lavorare al meglio, ma ci sia un mercato bloccato sulla base appunto della spartizione. Questo è un danno strutturale grave al sistema veneto, al sistema economico veneto, che va assolutamente estirpato e introducendo elementi di concorrenza vera tra le imprese, superando il modello dei concessionari unici, il modello dei progetti di finanza, il modello delle concessioni dirette alle grandi imprese pubbliche, perché ci sia una normale competizione di mercato anche nella nostra regione come nel resto d'Europa. Non c'è dubbio che questo sistema attribuisce ad ogni intervento pubblico, sia esso un servizio, gas, acqua, trasporto pubblico o un'opera pubblica, la costruzione di una strada, di un ospedale, un sovrapprezzo di cui non abbiamo assolutamente bisogno in questo periodo, è un sovrapprezzo che poi pagano i cittadini, è una sorta di tassazione occulta che si aggiunge a un livello di tassazione che è già il più alto del mondo.